e come insegna Giovanni Falcone, se non c'è la reazione della comunità, se uno viene lasciato solo, è il momento in cui è più esposto al pericolo delle minacce. Parole del comandante della Polizia Locale di Venezia Marco Agostini ai nostri microfoni, rese pubbliche sul suo profilo social dopo il rogo alle 2 auto della municipale nel giorno di Natale, sebbene fossero ferme e parcheggiate da giorni a Favaro Veneto. Io e tutto il corpo di polizia municipale siamo soli come Giovanni Falcone, prosegue. Il sospetto che si possa trattare di un atto intimidatorio, comandante? Beh, non c'è altra ragione, nel senso che qualcuno vorrebbe spaventarci, non ci spaventiamo così per così poco. Oggi, con le indagini ancora in corso e condotte dalla Questura di Venezia, anticipa quella che a suo avviso è la matrice dell'incendio. È sicuramente doloso perché una macchina ferma da 2 giorni non prende fuoco da sola, all'aperto. È molto complesso.